Quarta corsa, 1 miglio per cavalli di 4 anni, sono in 9 al via, 1 Ellison OP, 2 Amanda Lear, 3 Eni dei Daltri, 4 Asia LL, 5 Amalfi dei Greppi, 6 Aida Francis. Seconda linea 7 Aquila, 8 Amos Rab, 9 Anouk Grad. Lavoro in chiusura per Asia LL, numero 4 Andrea Vitaliano. In partenza Asia LL, velocissima. Conquista la testa su Amalfi dei Greppi che rimane per il momento all'esterno, sbaglia invece Anni dei Daltri. Squalificato. Seconda posizione cerca di restare Amanda Lear. Amalfi dei Greppi costretta all'esterno, ora prova a ripiegare in terza posizione, operazione che riesce dopo 250 metri di gara. Intanto il lancio in 14,1 per Asia LL che va via di Lena. Dopo i primi 200 metri di gara svelti, completa il quarto in 29,7, 15,6, rallentamento quindi, e c'è la progressione esterna da parte di Anouk Grad, che è passato favorito in chiusura di gioco. Si trascina Ida Francis, al largo c'è anche Amos Rab. Intanto 46,1 il passaggio ai 600 con Asia LL che guida nei confronti di Amanda Lear. Amalfi dei Greppi in terza posizione, Anouk Grad che risale gradualmente all'esterno trascinandosi Aida Francis, quindi anche Amos Rab, mentre lungo la corda va Allison OP, precedendo Aquila. 1-1-3 il passaggio agli 800, Anouk Grad al sediolo di Asia LL che arriva al chilometro in 1.16,3, 15 la frazione, si torna ad accelerare con Asia LL leader, Anouk Grad che insiste al suo esterno, attacca a 500 dalla conclusione. Asia però sa ribattere. Intanto Aida Francis si accoda in terza posizione superando Amanda Lear in calo. Asia LL in vantaggio su Aida Francis alla corda, all'esterno è sempre Anouk Grad, poi accenna a spostare al largo anche Amos Rab. Cavalli al completamento della piegata con Asia LL che si presenta in testa, insiste ancora Anouk Grad, lungo la corda c'è Aida Francis, poi a centropista Amos Rab, ultimi 100 metri di gara con tentativo all'interno di Aida Francis e al largo di Amos Rab, ma è Aida Francis che vince e secondo posto è per Amos Rab, mentre Asia LL dovrebbe aver contenuto di misura Anouk Grad. Rivediamo. L'arrivo finale 1.15,4 il ragguaglio conclusivo con Aida Francis e Marcello Di Nicola che hanno le battute migliori in open stretch e passano nettamente nel finale, mentre la lotta per il secondo posto vede emergere Amos Rab a centropista e per il terzo è ancora Asia LL che ha ragione di Anouk Grad. Successo per Aida Francis, Marcello Di Nicola al training e in sediolo, la quota al totalizzatore di 9,58.